no? Se no vedresti che maestria. Bene, buonasera a tutti. Facciamo questo punto per chiudere un po' la giornata, chiamiamola comunicativa, ma il lavoro poi dell'osservatorio elettorale continuerà ancora per molte ore, perché i dati, sia le percentuali ma anche le preferenze, stanno arrivando in maniera un po' discontinua, e specialmente le ultime sezioni da sempre sappiamo che sono un po' complesse nel chiudere. Un dato è chiaro: l'astensionismo sicuramente è un numero importante di quelli che comunicherete, vedremo domani sui giornali. È un dato su cui la politica deve assolutamente interrogarsi, ed è una cosa che probabilmente anche le elezioni nel mese di novembre non hanno aiutato a fare una campagna come le conosciamo. La campagna poi è iniziata veramente, secondo me, dal 3 di novembre in poi, e sinceramente molti cittadini ancora non erano consapevoli del voto che c'è stato ieri ed oggi. Una cosa dal punto di vista politico: il peso del presidente Zaia lo si è visto in maniera molto importante, come numero di preferenze. Stanno via via arrivando numeri che danno un risultato direi clamoroso, mi permetto di dire, ed è una cosa che sicuramente ha contribuito a disegnare il prossimo Consiglio regionale in maniera determinante. Io mi taccerei qui e lascio la parola al segretario, che dà un po' di numeri. Bene, come avevo detto precedentemente, non appena avevamo un dato, significativo, potevamo dare la fotografia del Consiglio regionale della 12ª legislatura. Diciamo che i dati che vi do adesso riguardano l'86% delle schede scrutinate, le sezioni scrutinate. Diciamo che quindi è un dato che per l'osservatorio elettorale, ma in particolare per l'applicazione data dall'algoritmo studiato dalla professoressa Craffa, ci può dare la ripartizione dei seggi per le liste che hanno partecipato a questa consultazione elettorale. E darò il dato totale, non daremo il dato per provincia, perché questo abbiamo ritenuto un po' per rispetto ai consiglieri che stanno aspettando la conferma della loro elezione, in quanto ci sono dei seggi che ancora ballano da una provincia all'altra. Sono pochi, 1 o 2, però quel tanto che basta da creare una illusione e poi un dispiacere da parte di qualcuno. Allora do lettura. Allora, la lista Lega, Liga Veneta, Stefani presidente, totalizza 19 seggi. Il Partito Democratico, Manildo presidente, 9 seggi. Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, 9 seggi. Forza Italia, Berlusconi, Autonomia per il Veneto, 3 seggi. Grazie. Smunski, Resistere Veneto, scusate, ancora non lo pronuncio. Sumski, Resistere Veneto, 2 seggi. Alleanza Verdi e Sinistra, 2 seggi. Uniti per Manildo presidente, 1 seggio. Movimento 5 Stelle, 1 seggio. Unione Centro, 1 seggio. Liga Veneta Repubblica, 1 seggio. Basta. No, scusatemi. E le civiche venete per Manildo, 1 seggio. Questa è la situazione. Vi comunico che, come vi ho detto, abbiamo l'86%.
crediamo in fine serata di avere, se non il 100%, ma il 97-98%, e a quel punto abbiamo deciso che pubblicheremo sul sito la ripartizione di seggi per provincia, che speriamo abbia un margine di errore diciamo proprio minimo. Domani chiaramente, quando saremo più certi, pubblicheremo anche diciamo, l'elenco degli eletti. Chiaramente sapete che l'elenco degli eletti va confermato dalla proclamazione della Corte d'Appello. A questo punto io do la parola di nuovo alla professoressa Crafa e invito anche il dottor Diamanti a prendere qua il mio posto per continuare la conferenza stampa. Grazie. Sì, grazie. Io aggiungo veramente poche parole. Io commento la parte tecnica. L'algoritmo e il software che abbiamo testato in questa occasione si è dimostrato un test di successo, nel senso che l'algoritmo ha funzionato, abbiamo prodotto questo riparto. C'è stato un rallentamento nell'ultima parte dello spoglio elettorale, abbiamo osservato che c'erano delle intere sezioni in comuni importanti che non avevano ancora inserito i dati, quindi c'è stata una criticità nella fase di acquisizione dei dati dal territorio, ma una volta arrivati a noi i flussi del Ministero tutto veniva generato correttamente, quindi dal punto di vista tecnico insomma è stato positivo. Rimane ovviamente l'importanza di commentare correttamente e di comunicare correttamente insomma questi numeri. Ci siamo. La ringrazio professoressa. Allora, come dicevo prima, scusate, ci sono domande? Sì, grazie. Rispetto a questo 86%, arrivati al 100, quanto può cambiare questo? Diciamo nulla. Perfetto. Cioè è già una proiezione al 100 fatta con l'86%? No. Non proprio, perché guardate, se venivate su si vedevano delle province dove c'erano seggi che andavano da una lista all'altra e devo dire che insomma era una cosa anche abbastanza stupefacente, quindi abbiamo ritenuto che forse era meglio, più prudente aspettare diciamo di arrivare a un risultato prossimo al 100% per pubblicarlo, proprio per i motivi che vi ho detto. Anche perché è una percentuale non di voti spogliati, ma una percentuale di sezioni. Quindi se mancano delle sezioni che sono molto popolose, è sì. una percentuale. Un 1% in una sezione può essere un'altra. Nell'ottica dei seggi, Questi sì. Province che ballano? Dunque Rovigo e Belluno, sempre loro. Un po' c'è Padova, sì, anche. Almeno le più eclatanti erano i seggi di Belluno e di Rovigo. Quindi ballano, tra virgolette, per ritardi, quindi nell'acquisizione. Sì, però anche proprio il meccanismo della legge elettorale è fatto in modo che una variazione in un posto causi delle variazioni anche lontano. Dipende da come ci sono delle variazioni. Alcune cambiano solo localmente, quindi per esempio può cambiare un nome se cambiano le preferenze, questo è evidente. Però se cambia una percentuale può spostarsi completamente il seggio, quindi veramente difficile prevedere. Bisognerebbe fare un software apposta, un'analisi apposta di proiezione, non è questo il caso, per quello siamo più cauti. Diciamo che nella storia del Consiglio regionale, io che sono ormai all'8ª diciamo, consultazione elettorale, non mi è mai successo che alle 10 meno un quarto, 10 meno 10 avevamo già la fotografia del Consiglio regionale. Devo dire che la tecnologia, professoressa, veramente complimenti, veramente io poi ho seguito da oggi pomeriggio, la cosa è una cosa veramente straordinaria, ecco, vorrei dire proprio straordinaria. Ecco, questo possiamo aggiungere, no? Abbiamo visto all'opera questo strumento che ci fornisce questi numeri e vedendoli così in questo modo abbiamo anche pensato già a delle possibili
migliorie, quindi altre analisi che si possono fare, no? Vedendo cosa viene fuori, per esempio incrementare una parte di analisi, quali sono i seggi che ballano, perché, di quanto, potremmo aggiungere questa parte di analisi. Quindi è proprio l'inizio di uno studio interdisciplinare in cui l'informatica può dare il suo contributo, la matematica, ma anche ovviamente l'aspetto giuridico e l'aspetto comunicativo che stiamo vivendo tutti, insomma. Che io sappia, sì, poi che ci siano software analoghi mi immagino, insomma, però a questo livello di dettaglio è proprio nel cuore del sistema, che io sappia. Noi per la prima volta. Anche perché ci rendiamo conto che acquisire questi dati non è banale, quindi insomma il filtro del Ministero che centralizza tutto, facendo lavorare i comuni anche loro con degli altri software che si devono parlare, insomma non è una macchina in cui inserirsi, ecco, per questo c'è una difficoltà aggiuntiva. Basta? Allora a questo punto invito il dottor Diamanti, come dicevo, e il dottor Forti anche, a prendere il nostro posto per fare le loro valutazioni e riflessioni. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Noi abbiamo un po' di elaborazioni che ci teniamo a mostrarvi per provare ad arricchire un po' l'analisi con un po' di elementi gustosi. Perfetto. E mi faccio aiutare in questo dal dottor Giovanni Forti, che è il nostro responsabile statistico, che ora arriverà a mostrare qualche elaborazione. Quindi vedremo un po' di dati con suddivisione provinciale, un po' di mappe che noi riteniamo sempre interessanti e utili per capire un po' come perché aiutano a vedere un po' meglio la distribuzione dei voti. Attendiamo di vedere un po' meglio. Partiamo nel dire che la mappa della regione in cui, adesso vedrete a breve la mappa della regione con ciascun comune, quindi livello di dettaglio comunale, è colorato sulla base del partito o della lista che arriva prima in quel comune. E Giovanni, se vuoi raccontarlo, vediamo una mappa quasi completamente azzurra, color Lega in questo caso. Esatto, sì. Diciamo che è notevole come ci sia un'omogeneità dell'imposizione della Lega come prima lista che... Diciamo quali sono i colori magari. Sì, questo blu più omogeneo, che riempie la regione. Esatto, è quello della Lega. Questo blu più scuro che vedete qui nell'Alto Bellunese e anche in alcuni altri comuni, per esempio nella periferia di Venezia, è Fratelli d'Italia. Il rosso è il Partito Democratico. Questo celeste più chiaro è Forza Italia, che quello vedete è l'altopiano di Asiago. Esatto, che vedete, diciamo, insomma, anche un po' a macchia di leopardo, e poi ci sono alcuni singoli comuni vinti dall'UDC, dalla Liga Veneta Repubblica, e i comuni che invece vedete con questo pattern grigio chiaro sono quelli da cui non sono ancora arrivati i dati. E notate come, appunto, salvo alcune specifiche regioni, e in particolare le regioni montane, insomma, il fatto che la Lega sia arrivata come prima lista è sicuramente, diciamo, la notizia di questa mappa. C'è il dato del comune di Venezia e del comune di Padova, dove il Partito Democratico è la prima lista, però, diciamo, anche altri capoluoghi di provincia, incluso il comune di Treviso, dove Giovanni Manillo è stato sindaco, vedono la Lega come prima lista, e questa, diciamo, a suo modo è una notizia, visto che all'interno dei grandi comuni c'è spesso stato un recupero da parte del Partito Democratico e del centro-sinistra. Assolutamente sì, vediamo. Avanti? Sì, vai pure avanti. No, non c'è il dato per coalizione
Ci sono 2 comuni dove... Non abbiamo la mappa, ma lo Ok. possiamo dire, Dillo perché secondo me è molto interessante. lo diciamo a voce. Alberto Stefani ha vinto in tutti i comuni della Regione Veneto, tranne ovviamente, anzi non ha vinto, è in vantaggio in questo momento dello scrutinio in tutti i comuni della Regione Veneto, tranne 2, che sono il comune di Venezia, dove è in vantaggio lieve peraltro Giovanni Manillo del centrosinistra, e il comune di Santa Maria di Piave, da cui proviene il candidato Riccardo Szumski. E quindi Santa Lucia, Santa scusi. Lucia di Piave, il comune dove è stato sindaco Szumski. Sì. E questo insomma dà la cifra di come anche negli altri appunto capoluoghi di provincia, Padova stessa, che nel 2020 era stata il comune in cui diciamo Zaia aveva vinto di meno, sebbene comunque avesse vinto con un grande vantaggio, visto che Lorenzoni era vice sindaco. Tutto sommato insomma, le proporzioni della vittoria di Stefani, che raccontavamo prima, è la seconda più ampia nella storia delle elezioni regionali del Veneto, insomma è anche diffusa oltre che elevata. Sì, io trovo molto interessante guardare proprio lo sguardo d'insieme della mappa. È una mappa assolutamente omogenea. Quindi non c'è solo una vittoria, è una prevalenza abbastanza netta. Il Partito Democratico vince pochi comuni, ma di dimensioni piuttosto grandi, motivo per cui vediamo macchie rosse un po' più evidenti, ma parliamo di pochissimi comuni. Andando avanti abbiamo la rappresentazione grafica dell'emiciclo del Consiglio regionale del Veneto, che ovviamente parliamo di dati parziali come quelli che ci hanno riportato prima la professoressa e il segretario generale. Il dato ovviamente è che essendo la coalizione Stefani andata oltre il 60%, non siamo in una dimensione di premio di maggioranza, ma siamo in una dimensione di sistema sostanzialmente proporzionale in cui la coalizione di centrodestra, ottenendo il 65% circa dei voti, otterrà circa il 65% dei seggi. Assolutamente sì, qui va segnalato come comunque l'opposizione in Consiglio regionale guadagnerà seggi e guadagnerà quindi un peso diverso. Partiva da un dato estremamente basso e in questo caso guadagna diversi seggi. Sì, l'altra volta, diciamo, nelle scorse elezioni regionali, la compagine di centrodestra aveva ottenuto 40 seggi più il seggio del presidente, quindi 41 su 51, una proporzione veramente importante. In questo caso penso che a seconda del punto di caduta finale si oscillerà fra i 32 e i 34 seggi per la coalizione di centrodestra, incluso il seggio del presidente, e diciamo, i restanti appannaggio dell'opposizione, di cui ovviamente 2 per la lista Resistere e gli altri per il centro-sinistra. Passaggio sul premio di maggioranza. Sì, la legge elettorale prevede che il premio di maggioranza scatti se la coalizione del candidato vincente è sotto il 60%. Sopra il 60% non c'è più il premio di maggioranza, diventa un proporzionale corretto dallo sbarramento. Andiamo avanti, abbiamo dei dati per provincia, non so se li vuoi commentare. Comunque, Qui abbiamo Venezia intanto, i risultati della provincia di Venezia nelle ultime tornate elettorali dal 2020 in poi. Quindi vediamo, ovviamente 5 anni fa i dati erano molto diversi e rispetto a politiche europee il centrodestra torna però ad allargare un po'. sì, diciamo il dato, diciamo, se dobbiamo guardare un dato all'interno di queste tabelle, quello che guarderei è la differenza del centrodestra fra le europee e le regionali. Vediamo che qui a Venezia guadagna circa 5 punti, non è una delle province in cui ha guadagnato di più. Anzi forse quella, se non quella, è tra quelle in cui guadagna meno. Esatto, perché invece a Verona il guadagno è di 7 punti, è la provincia in cui Stefani ottiene il risultato più alto col 69,6%, e è anche quella in cui si avvicina di più alla percentuale di Zaia del 2020, perché è la provincia, diciamo, in cui comparativamente Stefani è andato meglio. Andando avanti, la provincia di Vicenza è la seconda provincia con il miglior risultato, diciamo, abbastanza come crescita in linea. Lì lo stacco era stato soprattutto
fra le politiche del 2022 e le europee del 2024, in cui c'era stata una crescita del centrodestra sopra la media regionale e conversamente una performance del campo largo diciamo peggiore rispetto alla media regionale. Questo dato abbastanza, insomma, diciamo, non evidentissimo comunque. Andando avanti, la provincia di Padova, che era stata appunto nel 2020 la provincia più diciamo, che aveva arriso di più al centro-sinistra relativamente nel 2020, non è la provincia invece con un risultato migliore per Manildo nel 2025. C'è comunque un miglioramento netto per il centrodestra rispetto alle europee. Il dato rilevante ovviamente che salta all'occhio sulla provincia di Treviso è il risultato fortissimo di Chomsky come candidato presidente, che supera il 10% in tutta la provincia, quindi non parliamo del dato di un singolo comune, ma è un dato molto diffuso. E il fatto che nella provincia del cui capoluogo è stato sindaco Giovanni Manildo, comunque il risultato per il centrosinistra è abbastanza basso, c'è un calo netto rispetto al dato delle europee. Diciamo che non c'è un effetto Manildo su Treviso. Andando verso la conclusione, la provincia di Belluno ha avuto un comportamento in linea con la media regionale dopo il dato del 2020, che invece era stato piuttosto anomalo. Anche qui c'è stato un buon risultato di Chomsky sopra la media regionale. È la provincia che ha sofferto di più l'astensione in questa tornata elettorale. L'affluenza si è fermata al 35%, quindi parliamo di un'affluenza veramente veramente bassa. Ma è mancata, era già stata sotto la media l'affluenza nel 2020, ma evidentemente è mancato forse un po' di effetto Zaia. È una delle province in cui l'effetto Zaia è relativamente minore. Concludendo la carrellata con Rovigo, ha un dato sostanzialmente in linea con la media regionale a livello di variazione rispetto al passato, ma è comunque la seconda provincia della regione con il miglior risultato per Stefani, quindi questo probabilmente anche a causa della vicinanza con la provincia di Padova e con le aree della provincia di Padova che sono state più forti per Stefani. Insomma, c'è un risultato sicuramente elevato per quanto riguarda la coalizione di centrodestra. Ecco, noi riteniamo sia utile guardare tutti i dati nel suo insieme. Le regionali scorse, perché un tempo nella politologia si diceva sempre che le regionali si comparano con le regionali. Però rispetto a un tempo la politica italiana, anche elettoralmente, soprattutto elettoralmente, si muove a una velocità molto diversa. È cambiato il mondo in 5 anni. 5 anni fa, scusatemi, ci fu un effetto Covid molto importante e complessivamente le ultime tornate regionali ci hanno dimostrato come ci sia un'influenza forte dell'intenzione di voto politica nazionale sul voto alle regionali. Quindi ci troviamo sia utile osservare un po' tutti i dati nel loro complesso per poi provare ad analizzarli più in profondità. Sono domande? Se non ci sono domande, noi... Confermato Lega Fratelli d'Italia, quindi quello che si diceva da Assolutamente sì, assolutamente sì, sostanzialmente il doppio. E praticamente un pari merito tra PD e... Che avranno gli stessi eletti in Consiglio regionale. Sì. E dicevo appunto, un margine molto netto, ma diverse sorprese. Non è l'elezione che ci aspettavamo nel suo complesso. Ed è interessante vedere come rispetto alle previsioni il dato sia stato sostanzialmente molto simile per i candidati presidente, molto diverso a livello di lista. Forse perché anche, essendo partito molto tardi il centrodestra nella campagna elettorale, l'effetto Zaia si è verificato soprattutto nel dato di lista nell'ultimo periodo. Ha modificato i rapporti di forza interni. Ad ora ha già superato le 150.000 e diciamo è ragionevole pensare che si avvicinerà alle 200.000 senza superarle, quindi diciamo magari fra 170 e 180.000 è l'orizzonte più probabile, ma mancano ancora tante sezioni per il voto di preferenza,
tra cui fino a pochi minuti fa mancava ancora, adesso non ho l'ultimo dato perché siamo qui con voi, ma manca ancora l'intero comune di Padova, per esempio, per quanto riguarda il voto di preferenza. E diciamo che io mi permetto di dire Zaia sarebbe stato vincitore anche solamente col sorpasso della Lega su Fratelli d'Italia, però il voto di preferenza certifica e rafforza questa lettura. Un appuntamento che possiamo dare per quanto riguarda il terzo e forse ultimo punto stampa di domani, che poi si occuperà la dottoressa Carzan di dare tutti i dettagli ovviamente, ma è che proveremo a raccontare chi ha contribuito a questo effetto Zaia e quindi andando a vedere i flussi elettorali, come si sono spostati gli elettori di Fratelli d'Italia delle europee sulla Lega, quanti sono rimasti su Fratelli d'Italia e quanti eventualmente sono anche rimasti a casa visto il calo dell'affluenza. Domani noi vorremmo riuscire a portare aggiornamenti sui flussi elettorali, un'analisi anche della comunicazione di queste elezioni, un'analisi un po' più complessiva con qualche dato che ancora ci sfugge, con qualche nota anche sul voto complessivo in Italia. Quindi l'idea è domani di fare un affresco più complesso. Grazie. Grazie.